Un piano da 10 milioni di euro per la gestione del turismo a Venezia. Il provvedimento del comune arriva in un periodo non certo florido per quello che sembrava un comparto inesauribile, ma i turisti prima o poi torneranno e per una città in cui i visitatori si contano a decine di milioni è importante farsi trovare pronti. Viste da Cafarsetti, le 4 delibere attuative degli interventi ricompresi nel patto per lo sviluppo della città di Venezia rappresentano un impegno serio e costante per trovare soluzioni in grado di conciliare la vita quotidiana dei residenti con quella dei turisti. Ma non tutti la pensano così. Il gruppo 25 Aprile, ad esempio, una piattaforma civica con migliaia di iscritti e di follower sui social, composta quasi interamente da residenti veneziani che i soldi li avrebbero spesi diversamente. A me preoccupa appunto perché un giorno potrebbero interrompersi i finanziamenti a Venezia se al di fuori di Venezia c'è la sensazione che non sappiamo spendere, che li spendiamo male. Qui si stanno spendendo male, secondo me. Sul turismo sicuramente sì, non è stato fatto nulla in questi 3 anni e adesso per non perdere 10 milioni si inventano una barzelletta. Il primo milione di euro va a Vela SpA per comunicare a livello locale, nazionale e internazionale le iniziative assunte per la gestione dei flussi turistici, cioè evidentemente quello che si farà agli altri punti. 1 milione di euro ad AVM per riorganizzare gli approdi al Tronchetto, più un altro milione per pannelli elettronici e non meglio specificati sistemi di comunicazione innovativi. Quindi tra gli altri sistemi integrati di prenotazione, potenziamento della rete Wi-Fi, creazione di un'app dedicata a Venezia e realizzazione di percorsi tematici illuminati a Mestra e Marghera per creare un boulevard colorato che colleghi Piazza Mercato a Piazza Ferretto attraverso la stazione. Non si vede cosa c'entra col patto per Venezia. Per questo dico che i contribuenti italiani un giorno potrebbero anche stancarsi di spedire dei soldi, anche gli SMS, per Venezia e constatare poi che invece vengono spesi altrove. Venezia e Venezia. Come si sarebbero potuti spendere questi soldi? Con un flusso programmato di turisti che possiamo definire con una soglia di carico nei periodi di punta, qualche indizio c'era, le intenzioni della Paola Mar sembravano essere quelle di arrivare anche a una programmazione, ma siamo ancora lontani anni luce da questo risultato. Sono stati sperimentati i tornelli, mai chiusi peraltro, si parla di contapersone, ancora non sappiamo quanti turisti abbiamo a Venezia, neanche questo sappiamo con 10 milioni di euro stanziati 3 anni fa, non sappiamo quanti turisti abbiamo a Venezia.